Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro maretto veneziano. Oggi continueremo a parlare della tematica che va per la maggiore in questo periodo sui talk show di regime, ma anche per dare alcune risposte ad alcune mie amicizie che su Telegram, WhatsApp mi chiedono informazioni, approfondimenti su quello che sta succedendo, gente che mi seguiva già da parecchi anni e che alla fine hanno visto che Maretto Veneziano le raccontava giuste. Vi ho spiegato prima che dell'invasione o dell'attacco della Russia all'Europa ci sarebbe stata sicuramente una chiusura di alcuni casinò in mano ai servizi segreti italiani perché si stavano ritirando. Adesso vediamo un po' che, come dal titolo, che tra le guerre dei ricchi chi ne fa le spese sono la povera gente. E vediamo da questi filmati, abbiamo visto prima dalla Siria, poi dalla Libia, poi dalla Palestina, che alla fine chi ne fa le spese è sempre la povera gente. Così diceva Jean-Paul Sartre, no? Che praticamente quando i ricchi si fanno la guerra, poi chi paga il prezzo maggiore è la povera gente, la gente normale. Cosa sta succedendo in questo periodo? In questo periodo i talk show chiamano generali che come Verginelle cascano al piede e dicono che non si aspettavano questa guerra. Nella realtà questa guerra è stata programmata da 30 anni, è stata una guerra studiata ai minimi particolari del regime di Putin, ma è stata la giusta risposta, secondo Putin chiaramente, all'espansione della NATO, all'espansione di questo sistema capitalistico in modo sproporzionato. Certamente noi siamo come Europa il 7% della popolazione mondiale e se contiamo anche gli Stati Uniti arriveremo a un 10-15% popolazione mondiale e consumiamo come il 60% popolazione mondiale. Quindi è chiaro che per mantenere e foraggiare tutto il nostro sistema, per fare in modo che le persone possano giocare a PS4 mentre si pagano un litro di benzina al massimo 2-3 euro, che sembra già un'enormità, c'è gente che deve per forza morire di fame. Quindi siamo arrivati a un bivio in cui ci dobbiamo prendere responsabilità perché in Europa da 70 anni non c'è una guerra e precedentemente per 400 anni eravamo sempre in guerra. Quindi io non giustifico il fatto che Putin abbia attaccato uno Stato democraticamente eletto, uno Stato con una democrazia occidentale, però dico che forse dovremmo farci un punto di domanda su come abbiamo intessuto e, come si suol dire, interagito con gli altri stati. Vi ricordo che l'Africa è sempre stato un posto coloniale sia per la Spagna, per l'Inghilterra, il Belgio, l'Olanda e quant'altro. Vi ricordo anche che ci sono stati nativi d'America che sono stati derubati di tutti i loro territori e adesso ci sono gli Stati Uniti. Quindi negli ultimi 70 anni noi abbiamo avuto una pace, anche una pace coloniale si può dire, perché anche la Francia, ad esempio, in questo periodo dal Mali è dovuta scappare perché sta arrivando le ditte private, i contractors russi. Quindi ci stiamo ritirando, anche perché a livello karmico adesso tocca a noi a diventare delle colonie. Quindi nei prossimi tempi questa guerra fra i ricchi, la maggior parte delle persone che pagheranno sarà la povera gente. I ricchi magari andranno nei loro bunker in Nuova Zelanda, in Australia, magari nell'Argentina, scapperanno e chi rimarrà se non si armerà anche di strumenti esoterici come il sesto sigillo di Marte che può dare una mano a schivare la valanga che arriva, perché come detto in altre pillole non dobbiamo sperare né nelle rivoluzioni di piazza, perché le rivoluzioni di piazza è solamente un'utopia che sono fatte dalla piazza, ma sono fatti dalle elite, e neanche che potremo continuare a mangiare gratis in questo mondo. In questo mondo dovremo prima o poi affrontare delle situazioni difficili. Oggi è l'Ucraina e domani chissà chi sarà. Bene, cari amici, grazie di aver seguito il vostro maledetto veneziano. Vi ricordo anche il sito del Capitano dove potete scaricare gratuitamente dei circuiti di protezione per lo Stato italiano. Grazie e alla prossima, ciao.